piante e acqua a servizio del territorio e del suo ambiente. Questo è il titolo di un convegno organizzato in fiera a Padova dall'Ambi Veneto. Noi siamo insieme al suo presidente, diamo il benvenuto a Giuseppe Romano. Allora, presidente, è l'Europa che ce lo chiede. Sì, è l'Europa che ce lo chiede, ma credo che ce lo chiedano anche i nostri contribuenti, i nostri cittadini, il nostro territorio. Avere più acqua a disposizione per il nostro territorio, per l'agricoltura del nostro territorio, dopo un'annata come 2015 credo sia estremamente importante. Quindi questa della fitodepurazione è una modalità di riuso, di riutilizzo delle acque che credo debba essere approfondita, normata magari anche migliorata da questo punto di vista, visto che manca anche una norma regionale, però è sicuramente un grande punto di partenza che dovremo sicuramente sfruttare e ci candidiamo come consorzio di bonifica evidentemente a sfruttare. Tra le tante cose che facciamo vorremmo fare anche queste, le facciamo anche bene, oggettivamente lo diciamo tante volte, ma credo sia importante farlo. Avere l'acqua per l'agricoltura, un'agricoltura di qualità come l'agricoltura veneta, e ricordo sempre che agricoltura di qualità significa cibo, e significa ciò che noi mangiamo, quindi anche salute dei nostri cittadini e del nostro territorio, credo che sia estremamente importante. Quindi attività dei consorzi di bonifica non solo salvaguardia idraulica del territorio, ma anche ecologia, parliamo anche di questo. Ma quali sono i progetti di fitodepurazione in Veneto, Presidente? Allora, i grandi progetti di fitodepurazione sono Cadimezzo, 29 ettari, abbiamo tutto il bacino scolante nella laguna di Venezia che stiamo gestendo, e l'esempio più importante è sicuramente le ex cave di Noale, che sono 38 ettari, ma poi abbiamo una miriade di situazioni, di piccole situazioni nel territorio che consentono appunto a fitodepurare l'acqua, in modo tale che quest'acqua arrivi in laguna di Venezia e comunque arrivi al mare in modo diverso. Ecco, probabilmente il nostro obiettivo da qui in avanti è di pensare anche di riutilizzare quest'acqua ancora più a monte per riuscire poi a darla all'agricoltura, non solo depurarla per portarla al mare, ma anche riutilizzarla in agricoltura. Non posso non chiederle una cosa riguardo una notizia che è uscita proprio nei giorni scorsi. La prima commissione avrebbe di fatto approvato un progetto di legge numero 21 per cui di fatto commissarierebbe gli enti strumentali della Regione Veneto, 15, tra cui anche i consorzi di bonifica. Di fronte a tutto questo, Presidente dell'Ambi, che cosa ci può dire? Il Presidente dell'Ambi dice fondamentalmente due cose. Primo, quell'elenco per noi è datato, è vecchio, lo contestiamo da 5 anni, noi non siamo enti strumentali della Regione, io sono stato eletto in base a una legge regionale, ma sono stato eletto dai contribuenti del mio consorzio, quindi dai contribuenti veneti, e quindi per noi riteniamo che quell'elenco sia un elenco che ha poco a che fare con noi, per questo motivo. Perché siamo stati appena riorganizzati 5 anni fa con una legge regionale che ci ha ridotto da 20 a 10, una legge di organizzazione che ha portato importanti risparmi per i contribuenti veneti, non per il bilancio regionale. Voglio sempre ricordare che noi impattiamo sul bilancio regionale per circa il 2%, per cui noi non impattiamo come gli enti strumentali direttamente nel bilancio regionale. Ecco perché la differenza fra i consorzi di bonifica e gli enti strumentali. Noi non impattiamo nel bilancio della Regione Veneto, non impattiamo come amministratori, non impattiamo come bilancio. Ripeto, noi abbiamo un contributo in bilancio quest'anno della Regione per circa 1,5 milioni di euro di contributo per la gestione e manutenzione di opere che sono della Regione, che non sono dei contribuenti. Per cui, ripeto, io credo che questa cosa vada affrontata e ben venga l'occasione per affrontarla e ben venga il momento per affrontarla, ma dicendo le cose come stanno e dicendo fondamentalmente che i consorzi di bonifica non sono enti strumentali né della Regione di un altro, ma sono enti autonomi dotati di autogoverno e di autonomia finanziaria. E tra i relatori del convegno di oggi c'è anche Bernardino De Bernardinis, presidente dell'ISPRA, l'Istituto Superiore di Protezione Ricerca e Ambiente. Lei ha parlato di fitodepurazione, che è un po' il tema principale di questo convegno. Quali sono i contributi della fitodepurazione al territorio? Perché è così importante? Ma è importante perché innanzitutto è in essere già oggi, cioè nel senso che se la guardiamo in larga scala, nella parte naturale, il ruolo
diciamo delle associazioni vegetali, diciamo della biosfera, quella che è la qualità delle acque, è fondamentale. Noi in certe situazioni non riusciremo a capire, no, dati di ingresso, di concentrazione ad esempio di elementi inquinanti o contaminanti, quali sono i motivi per cui in uscita non li ritroviamo più, questi spariscono. In realtà sono elaborati da questo complesso, diciamo, della parte biotica della nostra sfera che riesce a elaborare questo processo di depurazione delle acque. Allora, in qualche modo, essendo esseri senzienti, abbiamo pensato e pensiamo che questo possa essere portato alla scala dell'infrastruttura, cioè realizzati sostanzialmente degli impianti i quali mimano quello che avviene in natura, che dobbiamo continuare a considerarlo, anzi valorizzandolo, una progettazione adeguata anche ad esempio dei canali di bonifica, anche delle sistemazioni idrauliche, anche sostanzialmente dei lagunaggi o delle aree umide, con impianti che possono essere gestiti in sostituzione non completamente, anzi diciamo complementarmente ai grandi impianti depurativi. Qual è lo stato di salute dei nostri fiumi, della nostra rete? Parliamo del nord, insomma, visto che noi siamo in Veneto. Il Veneto indubbiamente rappresenta una regione virtuosa, le sue infrazioni le sta affrontando, come è stato detto. Ha una grande cultura, una delle più grandi culture dal punto di vista idraulico ma anche ambientale, anche proprio per il ruolo dei consorzi di bonifica veneti che hanno sempre avuto un peso e un'attenzione notevole come in altre regioni italiane, ma in Veneto esiste una cultura specifica, tant'è vero che uno dei più grandi interventi di creazione artificiale e riqualificazione fluviale, di creazione di un'area umida ai fini anche della fitodepurazione è proprio qui in Veneto, e quindi credo che quello sia il segno che questa regione riesce a rispondere adeguatamente. I fiumi in parte stanno bene, in parte ci sono delle situazioni drammatiche, andiamo a macchia di leopardo indubbiamente. Quello che continuiamo a rilevare è che ci deve essere cosa su cui l'agricoltura agricoltura intendo dire agricoltura, pastorizia, silvicoltura, ha comunque acquisito una grande coscienza negli ultimi decenni, è quello che deve esserci un'altra, diciamo, paradigma della declinazione ad esempio del supporto alla coltivazione al campo o del supporto alla zootecnia. Credo che alcuni elementi di riconversione, del riutilizzo ad esempio degli effluenti da zootecnia e di riduzione della fertilizzazione minerale e dei fitofarmaci attraverso diciamo, la lotta biologica ai possibili antagonisti delle colture, credo che sia una delle strade più importanti. Ringraziamo il professore De Bernardinis e chiudiamo qui da Padova insieme a Barbara Degani, che è sottosegretario all'ambiente. Beh, insomma, questo della fitodepurazione è un tema davvero cruciale, davvero importante per la tutela del nostro ambiente. È un tema davvero fondamentale vedere oggi in questo convegno quelle che sono le buone pratiche, quindi valutare anche i risultati di esempi concreti che ci sono nel nostro territorio nazionale è stato davvero molto importante. Vedere quello che avviene alle acque risorgive qui in Veneto, ma anche in un consorzio di bonifica della Toscana e infine quello che è avvenuto a Expo, perché si è attuata la fitodepurazione nel padiglione di Expo, beh, è davvero molto interessante, soprattutto nell'ambito della valutazione dei risultati che sono stati raggiunti. Ecco, è importante anche perché, sottosegretario, l'Europa vuole darci un'infrazione, vuole darci una multa proprio perché non utilizziamo abbastanza le acque depurate. Beh, c'è un e-pilot e quindi c'è una preinfrazione, non un'infrazione, però è altrettanto vero che bisogna fare una valutazione di quelli che sono i costi ambientali e rendere economicamente conveniente la fitodepurazione. Mi sembra che gli esempi che sono stati portati oggi siano esempi da questo punto di vista significativo, per cui si potrà pensare, anche grazie a ISPRA, c'era qui presente il professor Bernardinis, di fare una valutazione e di ampliare queste buone pratiche all'interno del nuovo decreto del Green Act. Grazie a Barbara Degani, sottosegretario all'ambiente, e qui dal convegno dell'Ambi è tutto, ridiamo la linea allo studio.